veneziano, Jesolo si prepara ad accogliere decine di migliaia di turisti. Tra gli eventi più attesi lo spettacolo pirotecnico, intensificati i controlli antimovida violenta con verifiche su alcol e droga. Allarme della CISL di Venezia per una possibile dimissione di massa dei bagnini di Cavallino Treporti. Il caso è salito alla ribalta dopo che diversi guardaspiaggia hanno subito sanzioni da oltre 1.000 euro. E Cavallino Treporti si conferma leader nel turismo all'aria aperta, attirando oltre 65.000 presenze giornaliere, arrivi da tutta Europa, ma lo zoccolo duro resta tedesco. 10.000 euro di multe ed una chiusura nell'ultima tornata di controlli a bar e ristoranti di Venezia. La situazione più grave in un pizza e kebab con scarafaggi che correvano tra il cibo. In manette 2 veneziani sorpresi di notte con un piede di porco mentre tentavano di entrare in un negozio del centro storico. Uno dei 2 condannato per direttissima ad 1 anno e 1 mese di reclusione. La giunta comunale di Chioggia ha approvato una delibera storica che avvia le procedure per la creazione del polo ittico cittadino a Val d'Ario. La Campania si conferma una delle mete preferite per il Ferragosto, subito dopo il mare, grazie alla qualità della cucina tradizionale e alle esperienze enogastronomiche offerte dagli agriturismi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Ferragosto sul litorale veneziano, a Jesolo tutto pronto per la grande festa, intensificati i controlli antimovida con verifiche per l'abuso di alcol e droga. Jesolo è città del divertimento, città ospitali, quindi accogliamo tutte le persone che vogliono venire qui a divertirsi, soprattutto i più giovani, però in una maniera responsabile. Con l'arrivo del Ferragosto, Jesolo si prepara ad accogliere migliaia di turisti per una giornata di festeggiamenti. Tra gli eventi più attesi lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della città, visibile dall'arenile antistante Piazza Brescia e da gran parte del litorale. Il sindaco ha ricordato l'importanza di rispettare l'ordinanza anti-alcol, invitando tutti a comportarsi in modo corretto per garantire una festa sicura e piacevole per tutti. Ci sono delle regole che sono quelle della convivenza, che sono quelle del rispetto di sé e degli altri. Poi ci sono alcune regole che sono state inserite nel regolamento di polizia urbana. Il primo, e che vige tutti i giorni del mese di agosto, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, che è quello del divieto di detenere e di consumare bevande alcoliche o comunque in bottiglia di vetro in suolo pubblico. Saranno intensificati i controlli per prevenire l'abuso di alcol e l'uso di sostanze stupefacenti, con l'obiettivo di assicurare la sicurezza di residenti e turisti. Le forze dell'ordine saranno presenti in modo capillare sul territorio per monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di necessità. Un invito che faccio soprattutto ai più giovani: attenzione, mi raccomando, quando si prende la guida di un'auto, di essere nelle condizioni di poterla guidare, quindi utilizzare quella buona norma che molti giovani utilizzano, che è quella del guidatore designato, quindi di scegliere almeno una persona che sia nelle condizioni a qualsiasi ora di poter condurre un'auto a destinazione in maniera sicura. Ecco. In vista del prossimo ponte di Ferragosto saranno intensificati i servizi di controllo volti a garantire la sicurezza pubblica, come quella stradale, su tutto il territorio della città metropolitana di Venezia, in linea con le direttive del prefetto condivise ieri nel corso di un comitato ordine e sicurezza pubblica. Saranno rafforzati i dispositivi già attivati con l'impiego dei rinforzi estivi e saranno disposti specifici servizi di vigilanza, in particolare lungo il litorale, ma anche nel centro storico di Venezia, da parte delle forze di polizia. L'attenzione è puntata in particolare sul rispetto delle misure volte a contenere gli effetti negativi della movida, sulla prevenzione di furti e borseggi, sul contrasto all'abusivismo commerciale, cercando di intercettare i flussi di merce contraffatta prima che arrivino sui luoghi di smercio. Naturalmente saranno potenziati anche i controlli per quanto riguarda la sicurezza stradale, proprio per garantire un corretto esodo verso le località di villeggiatura. Ed ora andiamo al Cavallino, restiamo sul litorale, andiamo in quella che è la capitale del turismo plein air in Europa. Vediamo.
Anche questa stagione, che è partita un po' in sordina con un maggio e un giugno legati al brutto tempo, ha invece recuperato molto rapidamente, e i numeri ci dicono che siamo ai livelli dell'anno scorso, se non qualcosina in più. Ovviamente in questi giorni siamo di fatto al tutto esaurito. I campeggi e villaggi turistici di Cavallino Treporti registrano il tutto esaurito nei mesi centrali dell'estate, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. La località si conferma leader nel turismo all'aria aperta, attirando oltre 65.000 presenze giornaliere. I dati dicono che fino alla circa la prima settimana di settembre probabilmente staremo sopra l'80% di occupazione, quindi dati molto incoraggianti che testimoniano il grande lavoro che stiamo facendo in questi ultimi anni di promozione, di investimento sulle strutture, e che vedono una risposta forte da parte degli ospiti. La maggioranza dei turisti proviene da paesi di lingua tedesca, 67% delle presenze. Gli italiani al secondo posto con il 9% mostrano un crescente interesse per questo tipo di vacanza, con un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Anche turisti da Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Danimarca, Polonia e Regno Unito scelgono Cavallino Treporti per le loro vacanze in plein air. Noi siamo, lo diciamo sempre, definiti come la capitale europea del turismo all'aria aperta. Il turismo all'aria aperta è un tipo di vacanza molto amata soprattutto dai paesi di lingua tedesca, quindi sicuramente il primo ospite resta il tedesco, per oltre il 67% di presenze appunto di ospiti che arrivano dalla Germania. Al secondo posto però c'è anche l'Italia con un 9%, con numeri molto inferiori, ma che negli ultimi anni sta dimostrando un forte interesse per il nostro settore. La Fisascat CISL di Venezia ha espresso preoccupazione per una possibile dimissione di massa dei bagnini proprio di Cavallino Treporti, una dimissione che potrebbe mettere a rischio la gestione di un servizio essenziale. Il caso è salito alla ribalta nei giorni scorsi dopo che diversi bagnini hanno subito sanzioni da oltre 1.000 euro. Nessuno mette in dubbio l'operato della Capitaneria di Porto, ha detto la segreteria di Venezia della CISL, ma come sindacato abbiamo il timore che molti decidano di interrompere il rapporto di lavoro. Fisascat CISL Venezia ha chiesto un incontro alla sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto per cercare di aprire un tavolo di confronto tra le parti utile a risolvere la situazione in tempi brevi. 10.000 euro di multe ed una chiusura nell'ultima tornata di controlli a bar e ristoranti di Venezia. La situazione più grave è stata scoperta in un pizza a taglio ed un kebab con scarafaggi che correvano tra il cibo in vendita lungo il bancone. Scarafaggi che circolavano liberamente sul bancone del locale tra i tranci di pizza esposti in vendita. È la situazione più grave riscontrata durante l'ultimo giro di controlli della polizia locale a Venezia. Il locale di produzione e vendita di pizza al taglio e kebab in zona Toletta è stato chiuso per motivi igienici. In collaborazione con il personale SIAN dell'Ustra e Serenissima, gli agenti hanno anche sequestrato 20 kg di alimenti mantenuti in maniera irregolare in un frigorifero. L'attività è stata sanzionata anche per vendita di bevande alcoliche dopo le 21 e nei giorni scorsi per inottemperanza all'ordinanza di chiusura alle 23. Multe anche ad un locale in fondamenta dell'Arzere, già segnalato dai residenti per plateatico abusivo, che manteneva tavoli, sedie ed ombrelloni all'esterno in assenza di concessione, e ad un secondo pubblico esercizio in zona Campo Santa Margherita che manteneva arredi su suolo pubblico durante la chiusura del locale. Complessivamente le sanzioni ammontano a circa 10.000 euro. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga ha ringraziato gli agenti impegnati nei controlli per il rispetto dei regolamenti, della leale concorrenza e dell'ordinanza cosiddetta antimovida. Ed in manette 2 veneziani sorpresi di notte con un piede di porco mentre tentavano di entrare in un negozio del centro storico. Uno dei due è stato condannato per direttissima ad 1 anno ed 1 mese di reclusione.
Arrestati in flagranza di reato con l'accusa di tentato furto in concorso ad un esercizio commerciale. In manette sono finiti 2 veneziani di 33 e 54 anni. I fatti risalgono alla notte dell'8 agosto, quando durante un servizio di controllo in centro storico, i carabinieri della Compagnia di Venezia hanno sorpreso un uomo che, armato di piede di porco, tentava di forzare una finestra del locale. Nelle cali vicine i militari hanno rintracciato uno dei probabili complici, un uomo con 2 marsupi che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe avuto la funzione di palo. A giudizio con rito direttissimo, uno dei 2 arrestati è stato condannato ad 1 anno ed 1 mese di reclusione, l'altro a 8 mesi con sospensione della pena e sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 2 volte a settimana. E 2 borseggiatori sono stati fermati a Mestre. Se a volte si può avere difficoltà a definire in cosa consista un atteggiamento sospetto, pochi dubbi probabilmente potevano venire agli agenti della polizia ferroviaria che nel piazzale della stazione di Mestre hanno visto 2 uomini scendere da un autobus per poi mettersi in coda tra i passeggeri che risalivano sullo stesso mezzo. Quando poi, dopo aver scrutato attentamente borse e zaini dei viaggiatori ed essersi scambiati ripetuti sguardi d'intesa, i 2 hanno abbandonato la fila per salire su un secondo autobus con più persone accalcati all'ingresso, sono scattati i controlli. Si trattava di 2 cittadini dell'Est Europa con una lunga lista di precedenti di polizia. Pertanto nei loro confronti sono stati irrogati altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia della durata di 2 anni. Dal 1 gennaio al 13 agosto 2024 sono stati adottati ben 173 fogli di via obbligatori, in netto aumento rispetto ai 114 emessi nello stesso periodo dell'anno scorso. A Chioggia, ora, dove è stata firmata la delibera per la creazione del nuovo polo ittico cittadino. Abbiamo approvato in giunta una delibera di indirizzo per mettere veramente la parola inizio al trasferimento del mercato ittico all'ingrosso nella zona di Valdaria. La Giunta Comunale di Chioggia ha approvato una delibera storica che avvia le procedure per la creazione del polo ittico cittadino. Questo progetto, situato a Val d'Ario, prevede il trasferimento del mercato ittico all'ingrosso in un'area 3 o 4 volte più grande dell'attuale. Il primo passo concreto verso un obiettivo discusso da molto tempo. Se ne parla da 50 anni, ma nessuna amministrazione aveva mai avuto il coraggio di passare dalle parole ai fatti, e noi stiamo facendo questo. Maria Rosa Boscolocchio, assessore all'urbanistica, ha sottolineato l'importanza del trasferimento che porterà significativi cambiamenti in città. Una data storica, la data di una delibera storica, e cioè l'avvio della procedura per la creazione del polo ittico, che non significa solo trasferimento del mercato ittico, ma significa dare l'avvio per un ulteriore sviluppo della nostra marineria, che troverà uno spazio in Val d'Ario significativo, e significa avviare progetti di rigenerazione urbana del quartiere Poli, dei saloni, e significa soprattutto togliere il traffico pesante dal lungomare di Sottomarina e quindi migliorare la viabilità e soprattutto migliorare la sicurezza nelle strade di Sottomarina. Per l'assessore ai lavori pubblici Angelo Mancina, questo cambiamento avrà un impatto positivo sulla riqualificazione del centro storico grazie allo spostamento del traffico pesante fuori dai circuiti cittadini. Che finora continua a passare ancora a Sottomarina, causando anche pericolo per la circolazione. Tentiamo praticamente di recuperare una zona di pregio e riportarla alla cittadinanza. Per l'amministrazione il polo ittico attirerà attività legate alla pesca anche da fuori il territorio comunale, con un obiettivo: far divenire l'area di Val d'Ario uno dei poli ittici più importanti d'Europa. Nei prossimi mesi saranno fissati degli incontri programmati con le associazioni di settore per garantire il successo del progetto. E restiamo a Chioggia perché il Ministero della Cultura ha comunicato che Chioggia è l'unico comune veneto tra le 20 città candidate per il titolo di capitale italiana del libro 2025. Ad individuare la nuova capitale sarà una giuria composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e dell'editoria, che individuerà da 1 a 10 progetti finalisti. Entro il 30 novembre del 2024 la giuria sottoporrà al Ministero della Cultura il progetto
progetto della città proposta per diventare la capitale italiana del libro. Alla città vincitrice verrà assegnato un contributo di 500.000 euro da parte del Ministero della Cultura. E torniamo ora a parlare del Ferragosto. Abbiamo visto la situazione sul litorale, andiamo ora nella Campania perché sono oltre 1.500 gli agriturismi pronti ad accogliere più di 500.000 di visitatori. Secondo una stima di Terra Nostra, Campagna Amica, l'associazione agrituristica della Coldiretti, nella nostra penisola più di 500.000 di persone tra italiani e stranieri trascorreranno il Ferragosto in agriturismo, tra pranzi, cene e pernottamenti per una giornata all'insegna della buona tavola e della natura. E anche il Veneto, regione famosa per il suo settore agroalimentare e turistico, sarà in prima fila con gli oltre 1.500 agriturismi in grado di offrire una vasta gamma di esperienze uniche. Dato anche il caldo eccessivo della pianura, sicuramente si va a cercare un po' di refrigerio, ma agriturismo non è solo ristorazione, che in questo periodo, in questi anni, ha sicuramente alzato il livello della sua qualità, ma anche attività diverse come degustazioni in cantina, aperitivi sotto le stelle nei vigneti, corsi di cucina, trekking. Tutto questo è la nuova vacanza di territorio. La Campania si conferma una delle mete preferite per il Ferragosto subito dopo il mare, grazie alla qualità della cucina tradizionale e alle esperienze enogastronomiche offerte dagli agriturismi. E di Campagna Amica Terra Nostra Coldiretti come presidio del territorio, ma anche per preservare la biodiversità. Buon Ferragosto a tutti! Dopo Caorle i nuovi autobus di ATVO sono operativi ora anche a Jesolo e Cavallino Treporti. Questi bus, acquistati alla fine del 2023 e inizialmente utilizzati a San Donà di Piave, fanno parte di una strategia più ampia per promuovere una mobilità sostenibile e ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento acustico. Questi mezzi coniugano crescita economica ed equilibrio ambientale, ha detto Fabio Turchetto, presidente di ATVO. Il consigliere metropolitano delegato alla mobilità Paolino Danna ha aggiunto che questo è l'ultimo passo prima di estendere l'uso dei bus elettrici in tutta l'area servita appunto da ATVO. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia per questa sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.